Noi saremo in piazza il 25 ottobre a Roma, no? Come CGIL, perché vogliamo cambiare la politica economica di questo Paese. Quindi cosa chiede la CGIL? La CGIL chiede lavoro, pensa che l'Italia abbia bisogno di un piano di investimenti per creare lavoro. Siamo in una situazione drammatica del Paese, un giovane su due non ha possibilità di avere un'occupazione stabile sulla quale poter investire e costruirsi anche un futuro. Questo non è degno di un Paese civile. La situazione economica del nostro Paese è molto seria, ci piacerebbe che il governo la affrontasse con strumenti più adeguati, denunciando, no, quello che è la reale situazione. Stiamo a vedere un po' la legge di stabilità come verrà, no, come verrà disegnata, ma dai dati che leggiamo insomma, si manterrà all'interno del rispetto del patto di stabilità, quindi il 2,9%, e questo non consentirà di cambiare la politica, no? Quindi le politiche economiche, perché un paese in deflazione ha necessità di investimenti per essere rilanciato. Quindi temiamo che ancora una volta si scelgano delle strade che sono in continuità con i governi precedenti e che ci hanno portato in questa situazione. Quindi il Jobs Act è un pezzettino, ma non è la risposta ai problemi che ha il Paese, che sono appunto quelli sul fronte economico, quindi di investimenti. Non è intervenendo sulla regolamentazione del lavoro che si crea neanche un posto di lavoro, l'abbiamo visto in questi anni. Quindi noi saremo in piazza per chiedere proprio un cambiamento di linea, un cambiamento delle politiche a partire dal lavoro. Questa è un po' la posizione della CGIL.